Bracciata elegante e precisa, stile libero impeccabile quello di Manuel Bortuzzo, che vediamo in questo video dell'ultimo allenamento al centro federale di Ostia, prima del tragico incidente del 2 febbraio 2019 alla periferia di Roma, dove per uno scambio di persona fu colpito alla schiena da un proiettile che gli ha provocato una lesione midollare. Il sogno di Manuel ora è quello di ricominciare a camminare, ma per rinascere, citando il titolo del libro che ha scritto raccontando la sua sofferenza, oltre all'affetto della gente servono anche i denari. Ed ecco allora che la città di Trieste, in cui Manuel è nato nel 99, ha risposto presente con una grande iniziativa, un concerto in programma lunedì 11 novembre alle 20:30 al Teatro Rossetti, battezzato #Trieste per Manuel, organizzato dal Comune di Trieste, dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con l'organizzazione di Fabrizio Somma, grande amico del papà di Manuel, che ricorda il drammatico momento in cui apprese la notizia. Arriva un messaggio del padre di Manuel: hanno sparato a Manuel, 1+1 e voglio dire, io, ma così come tutti gli altri amici di Trieste che sono cresciuti assieme al padre di Manuel, ci rendiamo conto che si tratta di Manuel Bortuzzo. Per Manuel si è mobilitato l'intero mondo musicale del nord-est. Lo spettacolo vedrà avvicendarsi 15 fra gruppi e solisti per un totale di 70 artisti. In totale hanno aderito all'evento 88 professionisti che arrivano anche dalla vicina Slovenia. Tutto lo spettacolo sarà condotto da una bravissima attrice e presentatrice, Rosanna Bubola, e sarà disturbato da Flavio Furia. Allo spettacolo parteciperà naturalmente pure Manuel Bortuzzo, che ha voluto rivolgere un invito a tutti con questo video. Ciao Trieste, eccomi qua. Lunedì 11 novembre, ore 20:30, Teatro Rossetti. Io sarò lì con voi per una bellissima serata piena di musica, piena di grandi emozioni e piena anche di grandi artisti che non vedo l'ora di sentire suonare. Poi dovrete ascoltare anche un po' me, ascoltare un po' quello che ho da dire, le mie storie, le cose che mi sono successe, ma ci sarà da divertirsi, ve lo assicuro. E poi chissà, in fondo forse suonerò qualcosina pure io. Non vedo l'ora di tornare a Trieste, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto, è un immenso piacere per me. Ci vediamo lunedì.